Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritornati con noi nel nostro momento di approfondimento con i nostri ospiti naturalmente. Parliamo di economia in generale, parliamo di commercio, di servizio, di turismo, ma parliamo anche e soprattutto del mercato del lavoro, sono strettamente correlati. Abbiamo dati che effettivamente, come alcuni di voi ci hanno scritto e ci hanno sollecitato, non fanno comprendere bene come sta la realtà. Da una parte c'è l'Istat che ci dà delle variazioni che possono in qualche modo pensare che si stia uscendo dalla crisi. Alcune realtà aziendali parlano di maggiore occupazione effettivamente, però poi vediamo i dati dei consumi, non sono così eclatanti, la grande distribuzione tiene, ma i negozi di vicinato nelle città in realtà stanno ancora sentendo fortemente della crisi, le aziende vocate all'export tengono e quindi l'export è l'unico dato forte, quelle invece vocate al mercato interno ancora languono e poi non sono effettivamente dati di occupazione importanti. Insomma, verso dove stiamo andando? E il settore del turismo, che si dice a parole dovrebbe essere il nostro traino forte a livello regionale, senza dubbio, ma anche a livello nazionale, può giocare un ruolo importante nei prossimi anni, può essere la nostra ancora di salvezza? Punto di domanda. Vediamo di parlarne con i nostri esperti qui in studio, quindi Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, agenzia per il lavoro, diciamo lavoro interinale per semplificare le cose, però fate anche formazione e allocazione di risorse e quindi ci aiuterà anche a capire le nuove dinamiche del nuovo Job Act, se servono a qualche cosa, se sono servite, perché anche questo molti cittadini ce l'hanno chiesto. Buonasera. Grazie di essere qui. Poi abbiamo Danilo Denardi, direttore di Confcommercio Venezia, Buonasera. grazie di essere qui, che ci aiuterà a comprendere quali le alternative. Poi c'è stato anche un recente incontro in cui avete esposto in un manifesto un po' le vostre istanze a livello regionale, anche al presidente della regione, presidente uscente della regione Veneto, per capire cosa è possibile fare per aiutare il settore che è in difficoltà. Ed ha lanciato, prima ne parlavamo fuori onda, proprio la proposta, ma l'unica in guardare in futuro è proprio puntare sul turismo. Vediamo se Confcommercio è pronta, perché poi voi avete migliaia di aziende del settore. Ben arrivata anche Elena Grandi, presidente di Confcommercio Rovigo, che rappresenta anche un po' in generale, essendo anche imprenditrice, la categoria. Ci parlerà dei 11 punti del manifesto, mentre con Denardi parleremo anche dell'ente bilaterale, che è un'altra cosa importante, che vede coinvolto anche Giulio Fortuni, segretario della CISL Veneto. Grazie anche a lei. Buonasera. E qui la noce che riguarda il mondo del lavoro, se la deve sbrogliare, perché vabbè, standosi temi d'attualità, poi abbiamo vicino il 1° maggio, la questione del lavoro diventa sempre più una questione importante, garanzie che sono venute meno, ma sono importanti per l'impiego e poi 1100 posti di esubero per quanto riguarda una nota catena francese che metterebbe a repentaglio la vita di migliaia di famiglie. Sono un altro problema, riguarda comunque la categoria anche del commercio in qualche modo e riguarda il sindacato. Situazione economica in generale, vediamo il nostro primo contributo. I primi segnali saranno visti già nei mesi scorsi, ma una rondine, come si dice, non fa primavera. Ora i segnali dell'arrivo della primavera economica si rafforzano e gli italiani sembrano crederci davvero. A dirlo è l'inequivocabile netto miglioramento dell'indice che misura la fiducia sia dei consumatori che delle aziende italiane. Eccolo quello delle imprese, che sale di quasi 6 punti e raggiunge il livello più alto da 7 anni, ma è primavera anche per i consumatori, decisamente più ottimisti a marzo. È il livello più alto da più di 13 anni a questa parte. E una conferma del disgelo arriva anche da Bruxelles. Non solo infatti l'indice che misura il sentimento economico di tutta la zona euro è in deciso miglioramento, ma l'Italia è anche in testa alla classifica la più ottimista tra le maggiori economie europee. C'è però anche da registrare un altro dato, l'aumento del costo del lavoro nel nostro paese, che cresce sì, ma comunque meno del resto dell'Eurozona e si attesta con i suoi 28,3 euro l'ora a metà classifica. Una cifra che è determinata però da fattori non legati allo stipendio in senso stretto, come ad esempio i contributi pagati ai lavoratori. In questo l'Italia sconta un forte gap competitivo nei confronti della Germania, dove i costi non salariali pesano molto meno, ma non ad esempio della Francia, che con il suo 33% vanta un non certo invidiabile record.
Allora, eccoci qui. Io dicevo prima, mentre era in corso il filmato, che poi è un contributo di un servizio dalla RAI, questa è l'informazione che ci viene dal nazionale. Poi bisogna confrontarsi col territorio e vedere se sono dati di caratura propagandistica, scusatemi il termine, però per trasmettere un certo ottimismo, per far dire le cose stanno bene, guardate con il sorriso, buttatevi anche sui consumi, o se invece bisogna stare un po' allerta e valutarle con le pinze. E qua a voi butto la provocazione. La Corte dei Conti dice che i consumi degli italiani sono tornati al secolo scorso e quindi, secondo la relazione allegata al documento di economia e finanza, il famoso DEF, la spesa pro capite è tornata indietro ai livelli del 97. Impressionante la caduta degli investimenti, calati di 1/3 dal 2007, si salvano solo le esportazioni, vabbè, il recupero dell'occupazione anche con le nuove norme sarà un processo molto lungo. E quindi c'è una disoccupazione imponente, questo dice la Corte dei Conti. Quanto conti la Corte dei Conti? Non lo so io a un certo punto, perché buttiamo prima la palla a questo punto a sposato e poi giriamocela qui dentro. E vedo anche il sindacalista, perché voglio sapere anche da voi. Dire imponente e dire nulla. Qual è la situazione che voi registrate? Sì, no, io rimango abbastanza colpito quando sento dei termini importanti come quelli della fiducia. No, una nota pubblicità tempo fa diceva che la fiducia è una cosa seria. E quindi mi chiedo quali sono gli ambiti, i parametri che hanno consentito di poter individuare questo indice di fiducia, che peraltro mi risulta, almeno nell'ultimo quadrimestre del 2014, che era la più bassa di tutto il continente, no, il vecchio continente, la fiducia degli italiani rispetto al proprio futuro. E siamo con un PIL al 25% in meno rispetto alla crisi del 2007, siamo al minimo storico, siamo tornati appunto al secolo scorso per quanto riguarda i consumi, che da un lato forse è anche positivo, no? Perché magari c'è stato un periodo in cui abbiamo abusato abbiamo usato tutti i sistemi per poter abusare del consumo. E mi riferisco anche alle situazioni che hanno portato poi molte famiglie a indebitarsi durante il periodo della crisi con dei finanziamenti, perché a tutti i costi bisognava acquistare qualcosa, spendere, consumare, rate. E quindi forse è stato anche è meglio un attimino ottimizzare un po' quelle che sono le risorse del pianeta in generale. Quindi, però sta di fatto che c'è una situazione difficile e lo vediamo anche girando per i negozi dove c'è tanta gente che gira, ma francamente io non vedo tantissime persone che escono con la borsetta, anzi discutevamo prima della trasmissione sul fatto che esistono, che ci sono sempre più centri commerciali, grandi centri commerciali e tanti negozi che comunque cercano di resistere, ma le persone sono sempre le stesse. Quindi voglio dire, uno gira, a volte, almeno capita anche a me, quello di girare da centro commerciale a centro commerciale proprio per fare una passeggiata e magari poi se trovo l'occasione non attivare di acquistare. Quindi, però voi i dati che avete a disposizione, quindi le aziende che chiedono lavoratori, voi avete segnalato... Se noi abbiamo allora, il discorso fiducia e quindi, per chiudere il concetto di fiducia, io posso aver fiducia, io cittadino, io impresa posso aver fiducia quando vedo che chi in qualche maniera muove le redini del tutto è qualcuno di cui posso fidarmi. Ecco, finché abbiamo un apparato così mastodontico, una situazione così incerta a livello politico e economico, di scelte, diciamo, tutte che non approfondiremo immagino stasera, è chiaro che la gente fa fatica a avere fiducia. Io ho fiducia nel momento in cui vedo l'esempio. Se non vedo l'esempio io cittadino faccio fatica. Ecco, detto questo, e quindi la speranza è che comunque ci sia maggior fiducia, quindi se qualcuno dice che c'è un po' di fiducia in più mi fa piacere. Detto questo, per quanto aspettavamo che lo dicesse, eravamo qua in attesa. Per quanto riguarda poi invece quello che mi è più vicino, che è il mondo del lavoro, e noi come agenzia per il lavoro somministrato cresce dall'inizio dell'anno
del 30-35%, che è una cosa strana se consideriamo le riforme che sono state fatte al governo. Cioè, quindi io ricordo i tavoli tecnici al Ministero, si diceva ecco avete finito di avere il monopolio della flessibilità. Mi ricordo che esattamente mi hanno detto così. Però fatto sta che generando queste nuove modalità di rapporti di lavoro o modificando quelli esistenti, noi abbiamo un incremento. Noi riusciamo a spiegarcelo, io riesco a dare una spiegazione e per me deriva dal fatto che noi come agenzia per il lavoro andiamo a coprire veramente un fabbisogno di occupazione reale che c'è nelle imprese. Voglio dire, quello che è stato fatto con il Job Act che si sta facendo è un condono, una sanatoria di situazioni preesistenti che sono state sanate. Invece l'impresa che ha una commessa nuova, che deve produrre qualcosa di urgente, si appoggia a noi perché sa che ha un costo certo, ha un inizio e una fine, e questo c'è stato in effetti un aumento legato ai fattori che sono stati ampiamente discussi non solo in questa sede e in questo luogo, in altre trasmissioni, il fatto del dollaro più forte quindi rispetto all'euro, il petrolio, il quantitative easing, quindi questi aspetti. Quindi secondo me, e chiudo, è come se viaggiassimo su due binari paralleli. Da una parte ci sono le scelte politiche e da un lato, negli altri binari ci sono invece le scelte della gente e delle aziende, quindi la speranza è che prima o poi si incontrino, questa è la speranza, perché si viaggia su binari diversi. Danilo De Nardi, cosa la vedete voi? Perché abbiamo delle provocazioni di un certo tipo che vengono dai media nazionali, che però non convincono tutti. Sì, io non vorrei mancare di rispetto a nessuno, perché potrebbe sembrare che io voglia buttarla in ridere come si fa certe volte al bar, quando si dice se io fossi al governo. Ecco, se io fossi al governo certamente coltiverei una comunicazione positiva, ottimistica, che induca fiducia nella gente, ci mancherebbe altro. Guai se così non fosse. L'ottimismo è il primo messaggio che deve essere diffuso per quindi accompagnare... Quindi è corretto anche dire certe cose anche se non rispondono completamente. Poi questo però è ciò che si comunica. La realtà non è detto che sia sempre la stessa, anzi già di per sé il fatto che si dica correttamente, direbbero coloro che hanno eseguito lo studio, che si dica fiducia, non dati concreti, è la fiducia, le aspettative, cioè ciò che uno desidera a volte sentirsi dire. Ma i dati veri sono un'altra cosa. Infatti noi vorremmo I dati veri sono un'altra cosa. Io, per quanto riguarda il commercio, il nostro mondo, non riscontriamo questi dati positivi. Sarà perché il commercio ha cominciato a risentire della crisi in ritardo rispetto ai settori più direttamente produttivi. Quelli produttivi. E quindi voi non siete partiti con la crisi nel 2008 proprio? Siamo partiti un po' dopo. Un pelo dopo. E quindi è inevitabile che anche gli effetti positivi, qualora ci fossero nel produttivo, cominciano a produrre i loro effetti dopo un po', cioè bisogna che la gente ricostituisca le proprie scorte di reddito disponibile, ricostituisca parte dei risparmi, ritorni ad avere fiducia nel futuro ed abbia di nuovo voglia di spendere. Sono componenti che non si generano dall'oggi al domani. E quindi per quello che possiamo vedere, ci auguriamo che sia vero che l'economia è in ripresa. Se lo dice chi effettua le esportazioni può anche essere comprensibile, perché ci sono situazioni negli scambi internazionali che sono decisamente più favorevoli. Se questi sono bene, speriamo che siano veri e che siano saldi, duraturi, e che
producano i loro effetti anche sui consumi interni entro poco tempo. Ecco. Però dire che abbiamo riscontri positivi sarebbe dire una bugia. No, infatti era questo anche da capire, Presidente. Che cosa risulta a voi quindi? La logica è sempre quella, stiamo parlando sempre del famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, secondo me. Quindi quello che ci palesano una serie di logiche più ottimistiche è anche di cercare di rilanciare proprio l'economia a tutti gli effetti, come giustamente ha detto Danilo. Quello che riscontriamo che i nostri operatori sono sofferenti, questo non possiamo negarlo, perché sono oberati di tasse, di mille balzelli, una burocrazia che li ingabbia tutti i giorni, però la voglia di riscatto e di tornare ad essere gli imprenditori valenti di prima ce l'hanno ancora. Questo è quello che vediamo. Una cosa positiva a mio avviso è il fatto che abbiamo tanti giovani che si stanno riunendo per fare le start-up. Sicuramente ecco, sono dati che in cui mi può confortare anche il sindacato in questo, che poi sia una logica, che sia un gioco forza questo, perché non li assumono più da dipendenti, quindi si devono mettere in gioco con magari TFR dei genitori per riuscire ad avviare delle attività, è vero anche questo. È un mercato che è completamente cambiato, è lo scenario che è cambiato con la crisi. Noi lo vediamo perché cerchiamo come Confcommercio soprattutto di aiutare anche l'impresa che aveva una gestione un po' calibrata sul sistema più antico a cercare di riportarsi sulla via più moderna, cioè mondo ICT, mondo del web, perché è quello che oggigiorno dà migliori risposte. Perché noi quindi lei dice, però punta l'attenzione su una una cosa, cioè che può darsi che la situazione anche in cui ci troviamo interna sia legata a vecchi meccanismi che si continuano a reiterare, quindi anche nel settore del commercio, che è il primo indicatore, poi voi rappresentate la maggior parte delle aziende, quindi Confcommercio chiaramente rappresenta uno spaccato determinante della nostra economia, è legato ancora a meccanismi non evoluti, quindi non utilizza la tecnologia nel modo appropriato. Sì. Quindi... Noi stiamo spronando, stiamo cercando proprio veramente come Confcommercio Veneto in primis, aderendo a tutti i bandi del Fondo Sociale Europeo con la formazione, di dare supporto proprio ai nostri operatori, perché è cambiato il mondo del credito, è cambiato il mondo reale, è cambiato il mondo della comunicazione, quindi oggi quando facciamo i corsi di web marketing per i nostri operatori, veramente anche loro stanno scoprendo un mondo che non conoscevano, che è più veloce, costa meno, perché facciamo l'esempio, noi viviamo di comunicazione e di pubblicità con i negozi, cioè è quella la logica. Prima si lavorava tantissimo col giornale, con il volantino che aveva un costo, adesso si lavora col mondo del web e traghettare questo sistema non è semplice. È ovvio, ci riescono i più giovani, quindi chi comincia da zero forse è favorito in questo senso, è più difficoltoso. I nativi digitali, insomma. I nativi digitali, cioè faccio fatica anch'io che ho superato la quarantina a volte a capire, ma sento le mie ragazze, per loro è decisamente più semplice, ma scrivilo su Facebook che abbiamo questa promozione. Purtroppo spesso il commerciante lo vede come una negatività. Oggi dobbiamo imparare a utilizzare anche queste metodologie, proprio se parliamo di turismo, il turismo in primis vive di questi mondi. Perché se vogliamo riuscire a portare in Italia, nel nostro bellissimo Veneto, anche i turisti del nord Europa con tutta... Noi abbiamo ancora un turismo green, io parlo per dire del delta del Po, abbiamo delle ambientazioni completamente green rispetto magari ad altre situazioni che possono essere ci possono utilizzare strumenti per... Si devono utilizzare ed è qui che arrivano anche secondo me i giovani. Guardate, noi abbiamo fatto come Confcommercio Rovigo tra la fine del 2014 e inizio 2015 abbiamo formato 45 ragazzi in tranche da 15 con le work experience della regione Veneto, ragazzi che erano diplomati o neolaureati. I risultati li tiravamo, le somme le tiravamo proprio l'altro giorno in ufficio, che di 45 ragazzi 40 sono stati assunti nelle aziende presso le quali hanno fatto i tirocini.
Ah, che bello, questo è un bel Quindi dato. il risultato c'è. Infatti, assolutamente. No, questo è molto importante. Adesso do la Ecco, parola anche... No, do mi la parola a riallacciare Fortuni. sicuramente. Siccome voglio dargli un attimo di tempo perché poi ha diversi spaccati, andiamo subito in pubblicità che poi ritorniamo e incominciamo proprio con lui.